Allora, niente, la macchina si è guastata, la regata non c'era, e allora? Ora vado di premura perché siccome ho preso un lavoro che stai travagliando, finalmente. Sto facendo l'uomo di fiducia di una famiglia ricchissima. Bellissimo. Commendatore reciti del paese, non so se il più ricco del paese. Il più ricco del paese, che giusto scherzo della vita abitava presso porta mia. La famiglia più povera era Monuata, la famiglia più ricca stava presso porta. E quindi lei ci racconta un'avventura capitata col commendatore reciti? Sì, anzi devo scappare perché siccome lei gliela pigliare all'aeroporto, col permesso del loro signore, col suo permesso io un minuto lo vado a prendere. Allora vado a prendere il commendatore reciti. Se no mi licenzia. Va bene, d'accordo, il signor Litterio Scalisi, vediamo che succede. Vai. Pronto? Commendatore? Commendatore, sono arrivato ora, sono già qua all'aeroporto, la macchina è messa qua fuori. Sì, sono venuto a prenderla. Sì, punto. Come? Già siete nell'autobus? Ma come? Ve ne state chiamando paese con l'autobus allora? Scusa, me ne posso ir io? Ah no? L'autobus che vi pigliavo di l'aereo. Ma perché se sfasciavo l'aereo restavano dall'aria e vino l'autobus a pigliare? E come chiamavo l'autobus? No. C'è messo un cascaletta, dite sopra, che c'è messo? Una prolunga, quando c'era per mettere prolunghe? Pronto? Non sta capendo niente, come al solito. Ma che senza che l'autobus sale dall'aereo? Ma che fa? Vola l'autobus, pure lei. Noi siamo arrivati adesso all'aeroporto. Siamo scesi, siamo nella sala d'arrivo, abbiamo preso i bagagli e adesso stiamo cercando a lei. Ma lei dov'è? È nella sala VIP? Lei è nella sala VIP? Litterio, lei VIP? Grazie, commendatore, ma io già vippo paese prima di scendere. Da Fundana all'ingresso, a Fundana chi da 3 cannaggi, sì. Già VIP, grazie, mi pigliai un caffè, tutte cose, ho fatto tutto. Sono già qua pronto per prendervi, ma non vi sto vedendo, dove siete? Non vi trovo. Ma lei dov'è? Di preciso, lei dov'è che non la vedo? Io sono qua nella sala. Ma della sala dove? Perché noi stiamo girando, stiamo aspettando a lei, ma lei non si vede, Litterio, lei deve stare in un posto fermo, sì, che noi arriviamo e la raggiungiamo. Qual è il posto preciso, qual è? Io sono a Scala Chidatuna, ci sono un sacco di cristiani che aspettano l'aereo per partire, magari qua. Siamo tutti insieme. Va bene, stiamo arrivando, io nella scala ci sono passato, ma lei non c'era. E non lo so, io non mi stai muovendo da dove sono, ma guardi che noi siamo qua nella scala, lei dov'è che non si vede nella scala? Io stai chiamando da scaletta ora. Ma quale scaletta? Se noi siamo qua lei non c'è, Pronto? Mi sta facendo Signor Litterio? Sì, pronto, signora commendatrice. Senta, lei precisamente dove si trova? Io sto entrando ora nella sala grande sto salendo. Lei secondo me è un po' ritardato. No, io arrivai preciso puntuale, quale ritardato? No, allora è idiota. No, io sono paesano. Niente, è proprio mentecatto, è mentecatto. No, signora, gli atti non ne portai, lei non me l'ha detto che voleva portare gli atti. Niente gatto, signora, se non ce lo portavo i gatti, lei si immagini, pronto? Ma dove siete? Pronto, signora? Signor Litterio, lei precisamente ora dove si trova? Da scala chi di sopra a Cacchiana. E allora si fermi lì, non si muova assolutamente, da lì non si muova. Ma che cosa sta facendo? Ma che cosa sta facendo? La signora mi disse che non mi dovevo muovere di dove ero. Ma così si fa trovare, si giri! Sì, scusi, signora. Ma lo posi il telefono, no? Siamo qua. Non ci volevo chiudere il telefono in faccia, mi Ma dispiace. lo chiuda, Ma che cosa fa? Prenda qua, prenda. Vede che sono carico. Prenda questi, prenda i pacchi in regalo, prenda. Ci sono i pacchi? Ci sono i pacchi in regalo. I pacchi regalo. I pacchi regali? Prenda questo. Sono regali? Prenda questo. Grazie. Avanti. Scusi. Questi pacchi sono regali? Sì, sono regali. E a chi ci toccano i pacchi? Uno è di mia nonna, uno di sua sorella e l'altro è di Assuntina, la vicina di casa. Sì, il pacco di sua sorella e il pacco di sua nonna? Sì, di sua nonna. E questo è il pacchettino piccolo? Per Assuntina, la vicina di casa. Assuntina e Nanita, un pacchettino, va bene. Allora, te prenda questa. Possiamo andare? Avanti, sì. forza, si avvii. La macchina è messa fuori. Avanti, forza. Possiamo andare allora? Finalmente a Catania, non ci posso credere. Che dici tesoro, ce lo prendiamo un caffè? Ma certo, Un bel cara, prendiamoci un caffè. Poi, Litterio? Possiamo andare? Ci stiamo prendendo un caffè. Ci porti 2 caffè, grazie.
Che devo fare, scusi? Deliterio? Sì. Ci porti 2 caffè, grazie. E queste cose posso usare? Li posi, questi li posi. No, e perché poi faccio tutte cose precise, sai? Vabbè, questi li posi e poi li riprendi, li poggi a terra. 2 caffè, grazie. Un pacchino nanna qual è? Questo del centro. Lo lasci al centro quello. Avanti, ci prenda 2 caffè, subito. E poi ce ne andiamo. Avanti, forza. Scusi, il caffè come li vuole? Corti, lunghi, corretti, latte caffè, macchiate? Normali, espressi. 2 caffè normali. Avanti. Ah, che viaggio lungo e che faticoso. Che bello, veramente. finalmente rivediamo casetta nostra. Si respira un po' d'aria siciliana, finalmente. Finalmente rivediamo tutte le nostre cose. Dopo 1 mese e mezzo sono curioso di sapere in villa i ragazzi come stanno, con mia mamma. Che Dopo bello. un mese, dottore. Commentatrice, Grazie. qua ci sono i caffè. Grazie. Ah, 2 mesi che mancate, 2 mesi di viaggio. 1 mese e mezzo. 1 mese e mezzo. Buono sto caffè? Buono. Vi avete divertiti in questo viaggio? Sì, siamo stati in giro, abbiamo visitato tutta l'Europa, il Nord Africa, il Mediterraneo, un sacco di capitali. Eccoci qua. Lei invece viaggia, lei? cosa ha fatto? Io ho Cosa ha viaggiato, fatto? io nella mia vita certo Sì? che ho viaggiato. A me piace viaggiare. Io sono stato 2 volte a Mirabella in Baccari. E che andate a fare, Mirabella? A San Michele di Ganzerria. Ma che cos'è? Viaggio quello? Una passeggiata? Ma va bene. Una volta mi curcai magari fuori. Fuori proprio, fuori, su che stiti. E che cosa c'entra quello? Che c'entra? Ma noi invece siamo stati in giro, noi abbiamo visto la Germania, siamo stati a Berlino. Berlino è Berlino. Berlino, abbiamo visto il famoso muro. Magari io là ho un muro. Sì. Qual è il Da muro? finestra da stanzeletto, io ho un muro a 30 centimetri, io sogno murato vivo. Ma che c'entra? Quello è un altro muro, Un lasci altro muro. perdere. Poi abbiamo visto Alexanderplatz. Alessandro è un bravo Caruso, un bravo giardiniere. E poi guardiamoci negli occhi, guardiamoci negli occhi, quelle teutoniche. Che cosa sono quelle teutoniche? Quelle case che non se ne calmo manco un po' terremoto, quelle quale case che hanno il tetto teutonico. Quale case tetto teutoniche? Antiteutoniche. Ma quante teutoniche? Le teutoniche? teutoniche. Le tedesche! Le donne? Le tedesche, le donne tedesche, bionde, belle, formose, sempre pronte e disponibili. Ci fai così che deve Basta. Va bene. E poi... I tetti teutonici. Poi siamo stati in Spagna, a Madrid, abbiamo visto bellissimo, il Prado. Magari al paese abbiamo prati e dai pecore sarrechino. No, Prato. Infatti fanno latte. Ma che c'entra? Lasci perdere. Belle. Poi abbiamo visto la corrida. La corrida si La fa ancora conosce? andare a Spagna? Certo, Mica in violenza. Italia contavo che mosse corrado. Guardiamoci negli occhi. Veramente dalla nostra parte non si fa più. Guardiamoci negli occhi. Quelle iberiche, cosa sono? Quelle iberiche, che quelle cosa iberiche si arricciala uno. Quelle giornate di caldo uno si mette cagano e arrivano le iberiche che ti arricchi. No, che cosa arrivano le iberiche? C'è un scirocco, tramontana e iberico. Ma che cosa dice? Le iberiche, il venticello, le iberiche sono le donne spagnole, le spagnole. Belle, formose, calienti, sempre pronte e disponibili. Poi così e quelle arrivano. Bravo. I 20, quale 20? No, basta che mi ricordavo che erano i 20. E poi siamo stati in Grecia, siamo stati ad Atene. Qua Atene. Cosa? Atene. La capitale, la città Atene, abbiamo visto il Partenone, poi si sa la Grecia è la culla della filosofia. Ma il grande Socrate, più grande filosofo. No, quale che cosa ha detto? Socrate. Ah, senza S. Ocrates, questo grande filosofo. Comunque, e le elleniche, Le elleniche come sono? Come sono le elleniche? Le elleniche sono bellissime. E ogni 4 anni fanno. Che cosa? I giochi ellenici. Quali giochi ellenici? È importante che una volta si fermavano magari guerre. Ma di che cosa? Si ferma il mondo quando ci sono. Ma di che sta parlando? Le elleniche dicono Ma quelle sono le Olimpiadi. Le elleniche, le donne greche. Belle, more, con quello sguardo profondo e sempre pronte e disponibili. Sempre pronte e disponibili. Vai così e Basta. Le Olimpiadi, quale Olimpiadi? No, ma ho confonduto con le Olimpiadi invece non le E Olimpiadi. poi siamo stati in Egitto, al Cairo, e abbiamo visto bellissime le Sfingi. Magari al paese l'avevo, ogni sfinge tanto. No, le spingi. Riso e miele, sfinge e spingione avevo. E poi, guardiamoci negli occhi.
Quelle piramidi! Cosa sono quelle piramidi? Come gran buttanone! Che dici? Formose, con gli occhi penetranti! Le piramidi! Disponibili! Le piramidi! Fai così, è vero! Ma che dice? Le piramidi! Le piramidi! Le piramidi! Le tombe dei faraoni, le piramidi! Tombe? Certo! Oh, portano male! Ma che dice? Ma che cosa le sembrava? Ma Che facciamo? Avete preso il caffè? allora che fa, andiamo? Il caffè l'ho pagato io, Ah, bravo, Grazie, bravo. grazie, grazie. Ce ne possiamo andare? Ci dica prima, com'è la situazione a casa? Com'è che ci racconta? Nella villa? La Tutto villa, a i posto. bambini, Tutto allora, bene, nella villa, perfetto. tutto a posto, tutto E questo ci sereno. stava a cuore perché non No, volevamo tranquillo. sapere questa buona notizia. No, tutto tranquillo. Perfetto, Tutto a posto, stanno Scusate tutti una bene, cosa. sì. Che cosa? Scusate una cosa. Che? C'è una triste notizia, c'è. Che è successo? Un lutto. Come un lutto? Non ci faccia disperare, che cosa è successo? Durante la vostra assenza un mese e mezzo Che hai fatto? Che è successo? è morto Papaiaggio, morto Papaiaggio. Pablo! Pablo. È morto Pablo! Ma no! Cara. Ma Pablo era la mia gioia! La gioia. Ma quello è un pappagallo rarissimo, lei lo sa, ma quello parla 5 lingue, lingue. 18 tonalità di colore! È morto. Ma no! Pablo No! non Ma Ma Pablo... come l'uccello di mia moglie è morto! Stai ma facendo lui questa moglie. Ma cosa ti faceva fai? le imitazioni! Ma come? Ma Ma come lui no? lo imitava benissimo, benissimo! Ma cara mia, ultimamente imitavo ma cara mia Ma Papaiaggio. stava benissimo, quando ce ne siamo andati stava benissimo! È bene. morta, è morta. Ma come? Come è morto? Come? Perché la colpa è sua. Mia. Lei la prossima volta che parte a me deve dare carta bianca, ce lo deve dire alla servitù che qui comanda lui, che lui sono io, Ma perché io ce l'avevo detto. Ma che cosa aveva detto? Ci disse, non ci date tutte queste polpette di carne di cavallo, 32 polpette di carne di cavallo. Ma siete pazzi! 32 polpette di carne di cavallo. Che gli hanno dato le polpette di carne di cavallo al pappagallo! Ma il pappagallo è vegetariano! Bravo, è vegetariano, io l'ho visto mangiare solo la lattuga e basta. Ma come? 32 ma tutte queste polpette di carne? Ma chi gliel'ha dato? Ti fate mosso con una puppetta andava a buca. Ma chi il pappagallo? La 32esima ci iniziava la dove è la puppetta che c'è? Ma tutta questa carne di cavallo, chi l'ha comprata? Ma perché? Perché tutta questa carne di cavallo? Sì, accattavo ma carne di cavallo. Non l'avete No, comprata? era per non gittarla. Chi l'ha portata? Sta carne di cavallo? Che Chi ci l'ha portata? faceva? Ah, perché non ce l'ho detto? Che cosa? Mossano i cavalli, i 3 cavalli, Che cosa? i suoi cavalli. I miei cavalli! I miei 3 puro sangue! Furia, tempesta e uragano! Furia, tempesta e uragano. Non che malutempo Ma questo. come sono morti? Ma com'è possibile? I miei cavalli! La mia famiglia di cavalli! Di È una sangue. tragedia! Ma sto scherzando! E con la scusa che mossano i cavalli, ci un da mezzo quel pappagallo che vuole che la puppetta Ma che mi interessa del pappagallo? Ma sono morti i miei cavalli! Di puro sangue, pluripremiati, avevano vinto un sacco di campionati! Ma come sono morti? Come? Perché la colpa è sua, perché lei la prossima volta che partire glielo deve dire a quella, alla servitù ci deve dire comanda lui, che lui devo essere io. Ma perché? Perché? Ma i cavalli stavano benissimo, correvano, erano felici, ma perché? Come è Perché io successo? ce l'ho detto, ci ho detto, Carusi, non ce la potete carriare tutta quest'acqua ai cavalli, non ce la fate trasportare, Carusi, dal lago fino ad arrivare in collina, nella villa, ogni cavallo ci mettevano 2 fusti di 200 litri di acqua. Ma scusa, ma scusi, e i miei cavalli trasportavano 400 litri di acqua? Ognuno, Ma che cosa... tutto di salì. Ma che cosa sono? Dei muli, Bravo. erano dei puro sangue! Il cavallo che cagno e il cavallo è? Ma cosa ti fa? Ma tutta quest'acqua poi? Ma poi io dicevo, perché? li bastonavano per farle camminare, li Poverini. frustavano. Ma quest'acqua dico perché? Perché l'acqua che va dal lago alla collina? L'acqua perché? Che ti fa asciugare un fuoco, no? Per? Fuoco. Perché Fuoco. cosa? Ah, perché non ce l'ho detto? Ma che cosa? Si abbruciava la villa, tutta la villa si abbracciava. Ma quale villa? La sua villa distrutta. La mia villa! Siamo a senza zero, casa. precisi. Ma come zero? La mia villa! 9 milioni di euro valeva quella villa! Anche di più. Ma come che cosa sta dicendo? Si abbracciava tutta a dependanti, a stalla, tutta, zero, magari pietre, squagliaro, magari pietre. Ma come la mia villa è scomparsa? Ma che sta dicendo? Per un pappagallo, Ma che mi interessa? Ma la mia villa come Siamo è senza successo? casa, siamo rimasti senza casa. Venne la protezione civile, ne montava una tenda per 4 persone, siamo alloggiate tutte Ma quante. come senza villa? Ma come? Com'è successo? Ma questo incendio? Un pappagallo come mosse? No, non mi interessa del il pappagallo! fuoco, il L'incendio! fuoco, come ha preso fuoco? Come ha preso Perché io fuoco? ce l'ho detto, ti ho detto, dispreziate così, la colpa è sua, ma deve dare carta bianca. Ho capito, andiamo avanti! Ci dissi, le candele vicino alla tenda, non ci mentite. Certo, È pericoloso. Certo che è No, pericoloso. dice, va bene, a 30 centimetri. Io rapì la finestra per fare canciare l'aria, che c'era già un rimorto. Come rapì, un poco di oria, spostava la tenda, pigliava a fuoco dalla tenda, si pigliava a fuoco. A zeneffa, mantovane, o pigliolo. Niente.
Ma com'è possibile? E già ho fatto tutto così. Ma le candele poi a Ma casa? perché? Perché le candele? Dico, non può accendere una bajour. Qual è il motivo di accendere le candele? C'è la corrente elettrica, perché C'è le la corrente candele? elettrica. E come? Quando ti butto c'è tu, ma la corrente elettrica, scusa. Ma guarda, che davanti? La bara, davanti al tabutto, ci vuole la candela. C'è no? una bara a casa nostra. C'è. Bara. Ah, perché non ce l'ho detto? Ma che cosa? Bara. E me lo vai da testa, io quando pensiero dopo paiato, mosso so soggiera. Che cosa? Sì. Che è successo? Morta Sua mia suocera è suocera. morta. Che cos'è morta? Sua suocera. È morta. È morta mia mamma. No, che c'entra lei? Ida, sua suocera. Ma tu suocera è tua Tua mamma. suocera è mia madre. Ah, vero, sua madre, mosso sua Ma me madre. lo dice così, me lo dice. Ma come è morta mia mamma? Io quando pensiero dopo paiato, cagaio. Ma com'è possibile? Ma come è morta mia mamma? È morta mia mamma. Ma poverina. E me lo dice così, me lo dice. Era tranquilla, Stava serena. benissimo, quella scompiava di salute. Cantava. Ma Cantava. Il dispiacere a bolla, non ha retto al dispiacere. Ma la collera di che cosa? Ma che come... No, una che si vede muovere davanti ai nipoti che fa, non muore. Che cosa è Quali successo? nipoti? Ma che ha fatto? I nipoti? No, niente, che Quali succede? Ma nipoti? niente, di che Quali cosa? nipoti? Quali nipoti? Veda, io ci devo Quali dire la nipoti? verità, io il maggiordomo ce l'ho qua. Io ci avevo fatto un buttuso dalla barca. Chiedo se non va a pescare, se comunisce se ne cala più. I carussi senza dire niente, a sorpresa non sappiano sopra la barca e se la sono portata. Arrivarono nel centro dell'acqua, come una pietra a fondo. Quali carusi? I ragazzi. Quali ragazzi? Giorgio. I miei figli! Sono morti i miei figli! Tu puoi pagare, non siamo Cara! Cara, ma... Cara, stai calma! Cara, stai calma! Cara, mi sento mancare! Calma, cara! Commendatore. Commendatrice. Ya capisci a volerlo bene, ma fare a così per un pappaiato non è un caso. Una tragedia, proprio una tragedia. Giada Colonna, Vincenzo Volo ed Enrico Guarneri Litterio. Povero commentatore Raciti e povera signora Raciti. Giada Colonna, Vincenzo Volo, Enrico Guarneri Litterio. Allora,